La Sardegna è una terra di infinite bellezze, con una natura selvaggia ricca di ecosistemi che vivono tra mare e montagne. È straordinaria la ricca varietà di fauna ospitata nell'isola, ma la cosa più sorprendente non sono le innumerevoli specie selvatiche, ma gli animali comuni che vivono liberamente nel territorio. Un invito ad osservare la natura con un approccio analitico, teso a sensibilizzare la nostra attenzione, aprendola a scenari inconsueti e creando quella comprensione necessaria alla protezione dell'ambiente in cui viviamo, che devono e vogliono essere salvaguardate dalla disattenzione umana. Nella parte di bosco protetto, in località Saportiskra, nel supramonte di Urzulei, è stato immesso il Cervus elaphus corsicanus, meglio conosciuto come il cervo sardo, per concessione dell'Ente Foreste della Sardegna. Gli animali sono tenuti liberi all'interno dell'area, cercando di ridurre l'intervento dell'uomo sugli animali al minimo indispensabile. L'obiettivo è quello di incrementare la conoscenza della fauna selvatica e di favorire la sensibilizzazione nei confronti delle tematiche ambientali, per la conservazione del patrimonio naturale e per incentivare uno sviluppo turistico sostenibile. Il Supramonte, in passato dimora ideale dei pastori, che con grandi sacrifici vi ricavavano sostentamento economico, è oggi quasi disabitato per via dell'asprezza e dell'aridità dei luoghi. Per questo motivo si conservano ancora oggi tracce di antiche foreste di lecci, ginepri e tassi e specie animali altrove già estinte. In quest'area è oggi possibile effettuare escursioni a piedi, scoprendo suggestivi villaggi nuragici e gli antichi ricoveri dei pastori chiamati Subarracos, che è la tipica capanna dei pastori, presente con caratteristiche simili in tutta la Sardegna. Costituisce ancora oggi, e sin da epoche remote, il riparo temporaneo del pastore fuori dai centri abitati. Spesso i subarracos sono utilizzati anche come laboratori per la produzione di formaggi o ricotte. Hanno pianta circolare di circa 4 metri di diametro e una copertura a cono in legno di ginepro.